benvenuto ai microfoni di Veneto Globe a Walter Scapo, il presidente della Proloco di Refrontolo, all'ultimo mandato e quindi all'ultima fatica? No, all'ultima fatica no. L'ultima fatica è a novembre con la rassegna nazionale di Passiti. Impegni che si susseguono uno dietro l'altro. Avete cominciato per finire con che cosa? Abbiamo cominciato a gennaio con il Panevin, dopo la rassegna della primavera del Prosecco, e adesso la sagra del paese con Santa Margherita, e dopo a novembre ci vediamo con la rassegna di Passiti nazionali. All'interno dei festeggiamenti di Santa Margherita, questa seconda edizione del canto. Sì, proponiamo questa seconda edizione, un evento che ci ha lusingato l'anno scorso perché è stata una bella cosa, la riproponiamo quest'anno con attori diversi, però sicuramente un cast all'altezza della serata. Le aspettative sono tante, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, non so, tipo con la mostra del Prosecco? Beh, sicuramente la mostra del Prosecco è andata benissimo. Questa è un po' un'incognita, non abbiamo ancora capito quanto durerà, come andrà, però sicuramente i presupposti ci sono e sicuramente siamo molto fiduciosi che la manifestazione riesca molto bene. A proposito di presupposti, già diverse le prenotazioni, questo è di buon auspicio. Sì, le prenotazioni sono già quasi full, diciamo ci sono ancora alcuni posti che diciamo se la gente vuole può ancora trovare, speriamo bene insomma, ecco. I riferimenti per eventualmente prenotare quali sono? Beh, la segreteria della Proloco del Refrontolo basta chiamare, risponderà la segretaria, quindi darà tutte le disposizioni necessarie per la serata. Diamo il benvenuto a Enrico Nadai, star della serata per i festeggiamenti di Santa Margherita. Innanzitutto permetteteci di far sì che tu porti i saluti al Papa Giancarlo. Certo. Figlio d'arte, da dove nasce la passione per la musica? Beh, nasce sicuramente anche per merito dei miei familiari, oltre che ad avere io una passione personale per la musica, però diciamo che fin da piccolissimo si è respirata la presenza musicale tra le pareti di casa. Io poi avevo inizialmente intrapreso il percorso con il papà di studio del violino, per poi invece scegliere di approdare al canto, fin tanto che si sono avvicendate tutta una serie di esperienze canore importanti anche a livello televisivo, che poi mi hanno portato, per così dire, ad affrontare in maniera a tutti gli effetti professionale questa carriera musicale e ultimamente anche a scrivere diverse canzoni. Allora, sei volto e voce conosciuta non solo a livello del quartier del Piave, ma a livello nazionale. Per te non vale il motto Nemo Profeta in Patria. Sei soddisfatto dei risultati raggiunti? È un motto che mi piace molto e è difficile essere soddisfatti perché bisogna sempre lavorare duramente, lo scopro giorno dopo giorno, lo scopro soprattutto in giornate come questa, come queste ultime di questa settimana, perché sto scrivendo tantissimo e mi rendo conto che è una sfida continua, è un continuo mettersi in discussione, è un continuo far fronte anche a quelli che sono i propri limiti. Di conseguenza io prendo la musica in questa maniera molto potremmo dire diciamo anche quasi pericolosa per me stesso, perché mi mette in discussione, in seria discussione, però è anche ciò che mi giova maggiormente. Per gli non addetti ai lavori, Enrico Nadai chi può ricordare? Non saprei assolutamente dirlo, io spero il più possibile di ritagliarmi una mia originalità, anche se talvolta la parola originalità può essere fuorviante, perché ciò che è originale è ciò che conduce all'origine, e se talvolta io riuscissi ad annodarmi a quella che veramente è l'origine, talvolta anche sacrale, della musica, sarebbe la cosa più bella. L'ho fatto in alcuni brani, spesso cover, penso per esempio all'Ombra della luce di Battiato, però non sempre è facile, è difficilissimo scrivere un pezzo così bello. Un Enrico Nadai che si sapeva già umile, ma ha un sogno nel cassetto che si può svelare almeno. Ma non ho un sogno che
possa dirsi un sogno così importante o inarrivabile, è semplicemente quello di continuare a fare quello che sto facendo, cercando il più possibile di perfezionarmi, di migliorarmi e di diventare non soltanto a livello professionale, ma credo anche umanamente una persona migliore. Ai microfoni di Veneto Globe anche Daniele Lucca, vero promoter della manifestazione. Da dove nasce l'idea di promuovere la musica e le serate divertenti a Refrontolo? Beh, nasce a Pieve di Soligo oltre 4-5 anni fa, al Cinema Careni, poi l'abbiamo ripetuto al Palazzetto di Pieve di Soligo. L'anno scorso abbiamo fatto una prova zero qui a Refrontolo, è stato un successo molto enorme e lo riproponiamo quest'anno. Insomma. Lo riproponete quest'anno con l'idea che diventi una piacevole tradizione? Sì, credo proprio di sì, anche perché abbiamo l'appoggio del comune di Refrontolo, della Proloco di Refrontolo e anche dell'associazione Toti del Monte e tutto. Ringraziare qui tutto per la loro disponibilità. Cast d'eccezione composto da? Beh, oltre a Enrico Nadai che abbiamo sentito prima ai vostri microfoni, abbiamo Giusy Zenere e Paolo Favero alla comicità, Fiorenzo Boccato un tenore, Elena Lucca al canto anche lei e Giada De Toffoli che farà sicuramente un'esibizione che non voglio svelare. È presente Elisa Nadai e un ringraziamento anche all'associazione Toti del Monte e al maestro Giancarlo Nadai per il suo supporto. Gradito ospite ai microfoni di Veneto Globe il sindaco primo cittadino del comune di Refrontolo, comune di Refrontolo che si distingue per una vitalità entusiasmante e contagiosa. Sì, diciamo che il paese è piccolo, però insomma la vitalità c'è, le associazioni ci sono e sono quelle che rendono vivo il paese. Diciamo che le associazioni, ognuna con le proprie caratteristiche, però sono quelle poi che danno la possibilità alla gente di muoversi, di uscire, creano le occasioni di incontro, creano i momenti di socialità. Ecco, in questo siamo fortunati perché pur essendo pochi, insomma i volontari si danno da fare e soprattutto riescono ad aiutarsi tra loro. Se noi guardiamo gli eventi fatti finora, quelli che sono in programma, non sono mai eventi fatti da una sola associazione, ma c'è una promotrice e poi chiede l'aiuto e lo riceve da parte poi degli altri gruppi e quindi questo è segno anche di unione tra le persone che qui ci abitano. Allora, all'interno dei festeggiamenti di Santa Margherita questa manifestazione è giunta alla sua seconda edizione. Il comune di Refrontolo come partecipa? Beh, insomma, noi sosteniamo questa iniziativa che l'anno scorso, a dire la verità, è stata una bella sorpresa perché era la prima volta, non sapevamo esattamente la proposta che veniva appunto fatta, siamo rimasti veramente soddisfatti noi e poi chi ha partecipato, quindi molto volentieri insomma ospitiamo anche questa nuova iniziativa e siamo sicuri che avrà lo stesso successo dello scorso anno. Io ho visto un po' le persone, gli artisti che vi parteciperanno, sono tutti artisti di spessore e quindi ecco, il divertimento è assicurato sicuramente anche questa volta. Dopo i festeggiamenti di Santa Margherita il comune di Refrontolo cosa offre? Beh, noi come gli scorsi anni facciamo delle rassegne dopo il 15 agosto, fine agosto, primi di settembre, le facciamo qui in piazza in modo da dare la possibilità alla gente di muoversi, di stare fuori ancora, di godersi diciamo, gli ultimi periodi di ferie in compagnia e poi nel mese di ottobre ci sarà la rassegna dei passiti, ecco, questa curata dalla Proloco che ha raggiunto una qualità veramente soddisfacente. Sì, sapete che noi siamo qui, vi aspettiamo, ecco, se come gli anni scorsi gente ne è venuta parecchia, quindi io mi auguro che anche quest'anno l'afflusso si ripeta, sarà una serata tranquilla, senza eccessi particolari, ma una serata che ci permetterà di vivere assieme i festeggiamenti per il nostro patrono.